Prenderà il via questa sera alle 20:30 al Centro Balducci di Zugliano il 29° convegno organizzato dal Centro di Accoglienza e di Promozione Culturale. Un convegno lungo un anno, così si è detto, sottolineando il fatto che oltre alle giornate da qui a domenica in cui si vivranno i primi incontri, ci saranno poi altri appuntamenti appunto nel corso dell'anno. E allora ci ha raggiunto in studio proprio per parlare del convegno e della proposta per quest'anno Don Pierluigi Di Piazza, che salutiamo e ringraziamo come sempre per la sua presenza. Ringrazio voi dell'invito e saluto cordialmente tutte le persone che seguono, che ascoltano. Direi di partire subito dal titolo e dalle citazioni del titolo. Se la retta via è smarrita, uniamoci per rivedere le stelle. Una citazione all'opera dantesca. Sì, c'è questo riferimento anche suggerito per poter accedere poi anche alla possibilità di un aiuto, di un contributo, ma non per questo vincolo economico, perché è importante ricordare il grande Dante a 700 anni della sua morte. Certamente non un ricordo solamente letterario, perché la sua vita e tutto quello che lui ha scritto emerge dalla storia che lui ha vissuto e diventa così anche un messaggio per la storia di oggi. Questo raccolto nel titolo è già un messaggio grande. Per diversi aspetti del momento storico planetario in cui viviamo pare di aver smarrito la retta via. La retta via è da intendere come una via nuova, come Papa Francesco sempre suggerisce, radicalmente nuova, con un cambiamento strutturale del capitalismo che produce solamente ingiustizia strutturale, privilegia sempre pochi, impoverisce i molti. Per questa pandemia che ha accomunato tutta l'umanità, anche lì però facendo emergere le grandi disuguaglianze e attualmente anche con ricaduta sui vaccini, che non possono essere solo del nostro mondo, che peraltro si divide in polemiche alle volte veramente pretestuose, inaccettabili, in una visione di nuovo egocentrica, eurocentrica, senza pensare ai paesi poveri peraltro. E quindi via smarrita per questo e per altre questioni. Ecco, il dramma dell'Afghanistan che ha posto in evidenza questi errori veramente terribili che il nostro mondo, chiamiamolo così, occidentale, ha compiuto e in cui, come diceva Gino Strada, hanno vinto solamente i produttori e i commercianti di armi. Ritrovare la retta via è guardare le stelle per come anch'io intendo, e guardare le stelle che ci sono state e ci sono già. Ho detto un nome, Gino Strada, ma possiamo farne altri anche che ci hanno preceduto in questo impegno, ma io penso tante volte anche noi siamo piccoli, umili, ci si sente, si pone un segno, è importante porlo in continuità, ma poi penso in quanti paesi, anche piccoli del mondo, in quante situazioni come quella che in questi giorni si vive a Milano, in cui la Greta Thunberg ha detto basta bla 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 ai politici, bisogna decidere, e oggi ci saranno incontri anche con la rappresentanza politica, ecco, più evidente, no? con questi giovani. Quante sono anche le iniziative per poter rivedere le stelle, che tradotto vorrebbe dire costruire un mondo molto più giusto e umano. A me impressiona che anche in questi giorni, per dire un'altra che poi c'è in un focus, diciamo, del convegno, siano morte 11 persone sul lavoro. Questo è straziante, parebbe impensabile in una società nel 2021. Quindi guardare le stelle, riguardarle, quindi come dire alimentando quell'utopia che è una parola non idealistica, scontata come pensa qualcuno. Utopia è
un movimento interiore di personale che poi diventa di quel noi necessario per poter, ecco, andare ad abitare quel mondo che non c'è ancora, ma che camminando insieme si può poco a poco costruire. Se viene a mancare questa speranza, veramente c'è il buio. Insomma, l'abbiamo capito, le riflessioni che vengono proposte in occasione del convegno sono sempre molto profonde, con un occhio attento all'attualità, a quello che succede vicino a noi, ma anche più lontano. E la forza di questo convegno sta sempre nelle testimonianze che vengono proposte. Abbiamo più volte sottolineato questa dimensione planetaria del convegno, che risente, come risente un po' tutto ovviamente di questa pandemia, però l'impegno e lo sforzo per continuare a dar voce un po' a tutto il mondo nelle giornate del convegno a Zugliano rimane, e rimane anche quest'anno. Ci sono un po' tre fili conduttori, no? Tre tematiche che verranno sviluppate quest'anno: il tema dell'esilio, lo Ius Cultura e poi il tema dell'economia civile. Sì, certamente l'esilio anche per le letture di Dante stesso, no? Esiliato, e poi per come abbiamo studiato quando eravamo sui banchi di scuola oppure parlando con gli studenti, l'esilio può essere inteso, no? Come mandare in esilio qualcuno. Ecco. Una persona che è stata mandata in esilio per sempre dal suo paese, dalla sua patria considerata, o per un periodo poi richiamato. A me pare che oggi l'esilio può essere tradotto pensando agli 82 milioni di migranti che camminano. L'esilio non è decretato da una persona sola che ti manda in esilio, è decretato dalle persone che comandano questo mondo con questa economia distruttiva che impoverisce, coloro che producono e vendono armi, coloro che violano i diritti umani e coloro che favoriscono questi disastri ambientali. Oggi c'è un esilio, certamente recuperando concretamente anche quello di Dante, ma da estendersi a livello planetario, dove non c'è una persona, un'autorità, è un sistema che manda in esilio milioni di persone. Io lo leggo così. Certamente poi dentro la parola esilio c'è una dimensione antropologica, esistenziale, profonda di chi si sente fuori dal luogo in cui è nato e ha sognato di vivere ed è stato costretto a sradicarsi, e quindi dentro ci sono dialettiche interiori, avendo parlato anche con persone, tante in questi anni, e che c'è come un essere nel luogo in cui sei arrivato, ma un essere anche da dove sei partito, nel luogo da dove sei partito, e un essere che chiede come una continua elaborazione per poter essere nel luogo dove sei ora, in un modo sopportabile umanamente, un modo accettabile umanamente. Quindi l'esilio ha una dimensione geografica, economica, politica, ma molto marcatamente anche esistenziale. L'altra grande questione che abbiamo posto dello Ius Soli è per riconoscere non solo a momenti, che è una questione fondamentale. Cioè, un paese come l'Italia dovrebbe, io l'ho scritto anche recentemente in un articoletto, dovrebbe vivere un giorno di festa quando a livello legislativo, di una legislazione che non va a porre ostacoli pretestuosi, incredibili, ma facilita questo accesso, 700-800 mila bambini e bambine, ragazzi che con i nostri figli vengono nelle nostre case, sono nelle scuole, partecipano alle attività sportive, a quelle artistiche, culturali, no, espressive, musicali, e sono qui perché sono nati qui tantissimi. Una parte è venuta qui con i genitori, ci sono, e noi per situazioni veramente grossolane, ecco, io non vedo nessun tratto positivo. Non io, qualcuno pone degli ostacoli incredibili. Per me sarebbe una giornata di gioia, uso questa parola raramente, ma lo dico perché sarebbe un riconoscimento alla vita che c'è già.
la realtà c'è. Un passaggio etico significa riconoscere che la realtà c'è. Il passaggio politico-legislativo sarebbe solo un ratificare quello che c'è nella vita e che l'etica chiederebbe venisse confermato. Io non so cosa succede in questo paese, per cui prima per un motivo, poi per l'altro, poi perché ci sono avvisaglie di elezioni, per un motivo o per l'altro, tutti più che discutibili, deprecabili, secondo me, non siamo arrivati ancora a questo passaggio, perché io sono convinto che un paese che cresce in un'accoglienza motivata, in possibilità espressive, creative, dinamiche, arricchenti, nelle diversità, è un paese che cresce non solo nei numeri, cresce nella qualità delle relazioni. Quindi questo per anticipare un po' quelli che saranno i temi che saranno poi sviluppati nei diversi incontri. Abbiamo ancora un minutino che utilizzerei per raccontare dei giovani che sono sempre protagonisti, hanno sempre un momento Sì, a loro dedicato. quest'anno in modo ridotto saranno un centinaio di ragazzi e ragazze delle scuole secondarie, le scuole medie come si dice ancora, no? Lì del territorio, la Valussi che è sempre presente, poi ci sarà presente Capoformido e Pozzuolo, i comuni limitrofi, però un centinaio di ragazzi che vengono al centro Balducci, gli anni scorsi venivano 400, soprattutto dai superiori, ed era un momento molto molto importante, però ugualmente, anche trattando con loro, accennando a questi temi, anche di quello che noi abbiamo accennato dell'economia, un'economia di giustizia, no? In cui c'entra il lavoro, abbiamo ricordato le morti del lavoro, il lavoro che riguarda le donne, i giovani stessi, è un'economia di giustizia. Ecco, anche su questo il Papa Francesco ha coinvolto tanti giovani in questo progetto che lui ha proposto. E quindi proprio su questi temi anche la partecipazione, il coinvolgimento dei giovani che come sempre non sono spettatori ma portano il loro personale e importante contributo. Ringraziamo allora Don Grazie. Pierluigi Di Piazza per essere stato con noi. Grazie Grazie, molto a voi, grazie, grazie, grazie. grazie.